Il cappello d'alpino posato sulla bara di Guido Chinello con i compagni d'Elana a sorvegliarlo. Si è aperta la camera ardente del presidente dell'associazione Amici del Mondo, voluto proprio nell'atrio della sede. Un uomo buono, una persona che pensava agli altri, aveva fatto dell'altruismo la sua ragione di vita. Una famiglia straordinaria che ha dato e siamo sicuri darà tanto ancora alla nostra comunità. Guido era una persona buona, altruista, positiva, che sapeva unire tante persone e ha, con il suo modo di fare, sempre disponibile e propositivo, coinvolto tante realtà associative anche fuori comune. L'amministrazione comunale ha voluto, in segno di rispetto e di vicinanza alla famiglia e per tutto quello che ha dato alla nostra comunità Guido, proclamare il lutto cittadino per domani, sabato, e quindi per tutta la giornata, e siamo sicuri che tutta la cittadinanza si stringerà attorno alla famiglia. Noi siamo lì con loro per sostenerli e stargli vicino. Un'energia che contagiava tutti. Proprio per questo il via vai nella sede dell'associazione è frenetico nonostante sia agosto. Tutti vogliono salutare Chinello, morto in seguito all'investimento da parte di una vettura mentre attraversava le strisce pedonali lungo via Marconi in centro a Ponte San Nicolò. Per volontà della famiglia, il concerto di stasera, organizzato dal comune e dall'associazione, si terrà e sarà proprio dedicato alla memoria di Guido Chinello. Questa sera è confermato il concerto alle ore 21 al Parco Vita di Ponte San Nicolò, voluta questa conferma direttamente dalla famiglia e dall'Associazione Amici del Mondo, e l'amministrazione comunale ha voluto andare avanti su questa linea, e quindi il concerto avverrà come Guido ha organizzato e voluto.